Oggi parliamo di gatti, vediamo dei comportamenti che potrebbero dare un po' di problemi in casa, quando il gatto ad esempio urina fuori dalla propria lettiera. Questo può essere dovuto al fatto che voi abbiate cambiato la disposizione dei mobili magari del soggiorno, che è un po' il territorio del gatto, la stanza dove vive principalmente. Questo potrebbe dargli un po' di fastidio e quindi per dispetto, insomma, la fa al di fuori della propria lettiera. Per sopperire a questo inconveniente ci sono dei prodotti che sono dei feromoni facciali che agiscono sul sistema nervoso e tranquillizzano il gatto e gli danno un senso di messaggio quasi materno, di tranquillità, che sono dei messaggi che la madre trasmetteva ai cuccioli nella fase di allattamento, dandogli della serenità e tranquillità di protezione. Quindi lui, inalando questi feromoni che noi non sentiamo, sono dei diffusori che vanno messi sulla spina, sente il beneficio e quindi si tranquillizza e dovrebbe riprendere a fare i suoi bisogni nel posto più giusto. Un altro comportamento potrebbe essere sempre il fatto di quando il gatto graffia il divano o il tavolo. Il gatto rilascia anche lì dei feromoni da sotto le unghie che marcano il territorio come fanno i felini in natura, marcando gli alberi. Di conseguenza torna sempre a marcare nello stesso posto. Va pulito molto bene il luogo dove graffia e va messo un graffiatoio, un gioco per gatto in sisal o in juta, insomma, dove il gatto possa sfogarsi e limare le proprie unghie.